Dietrich Bonhoeffer, un pastore della Chiesa Evangelica tedesca, luterano, nasce nel 1906, quindi quando il nazismo si avvia a prendere predominio in Germania, lui è già una persona con una forte esperienza, con una formazione teologica importante, è stato anche musicista, grazie all'educazione musicale vissuta in famiglia. E noi abbiamo di Bonhoeffer uno dei testi di approfondimento, di profondità spirituale più importanti del periodo della guerra. Un diario fatto attraverso le lettere che lui ha scritto alla famiglia e soprattutto all'amico Eberhard Bethge. E si tratta del testo pubblicato in italiano col titolo Resistenza e resa, dove i due termini già esprimono quella che è la sua resa a Dio, cioè il fatto di arrendersi nelle mani di Dio e di accettare dalle sue mani anche la prigionia nel carcere nazista, e la resistenza in nome della giustizia e della pace. Dicevo che nascendo nel 1906, in realtà negli anni 30 lui percepisce molto bene ciò che sta avvenendo e nel 1934 a Fano, in occasione di una assemblea, di un convegno importante delle associazioni giovanili evangeliche in Danimarca, sono associazioni giovanili di tutta Europa, pronuncia un discorso che ha una portata profetica perché invita le chiese a convocarsi in un concilio ecumenico che superi le differenze in nome di Cristo e soprattutto dà come nome a Cristo la questione, la giustizia, e il concilio ecumenico dovrà occuparsi della pace in Europa. Purtroppo la sua spinta, che era anche un po' la spinta di molti ambienti ecumenici che dal 1910 stavano portando avanti dialoghi a livello europeo, intraprotestante soprattutto, è una spinta che non trova risposta, e la risposta invece sarà il nazionalismo delle guerre, delle chiese, e sarà la guerra. E quindi noi ricordiamo Bonhoeffer come caduto nella resistenza contro il nazismo, ma come teologo che ha imparato a uscire dai confini di una chiesa tedesca per diventare un po' capace di accogliere in sé le istanze di molte altre chiese, molte altre esperienze di essere cristiani nel mondo. A un certo punto, in una lettera molto importante, lui racconta di un incontro con un pacifista francese, il quale dice: io vorrei imparare a diventare santo. E lui, riflettendo, reagisce così e dice: io invece vorrei imparare a credere, cioè non diventare santo distinguendomi dagli altri, ma imparare a credere, a camminare in questo cammino alla sequela di Cristo. E sequela è anche il titolo di uno dei suoi testi, così come Vita comune. Sono testi nati un po' dall'esperienza che lui fece a Finkenwalde, dove divenne il formatore di un gruppo molto numeroso di giovani che intendevano opporsi al nazismo dall'interno e dall'interno della Chiesa, perché la Chiesa tedesca aveva sviluppato
la Chiesa evangelica, era diventata fiancheggiatrice dello Stato e del Führer, al punto da nominare un vescovo che appoggiava le posizioni antisemite, e al punto da accettare la predicazione di un vescovo poi imposto dal governo, il quale voleva abolire l'Antico Testamento dalla Bibbia, voleva abolire il senso della croce dal Vangelo e i passi di Paolo in cui si parla appunto della teologia della croce, perché il Cristo che loro avevano in mente era il supereroe. Bonhoeffer invece comprende bene che non solo Gesù passa attraverso l'abbassamento e la croce, ma capisce anche bene che noi siamo invitati a guardare la storia dal basso. E anche questo lo dice in un testo che è riportato nella raccolta Resistenza e Resa. Questo sguardo dal basso, dalla parte degli umili e degli oppressi, è quello che lo ha guidato ad essere un teologo molto attento a una situazione che in realtà si andava trasformando in quegli anni nella resistenza al nazismo, ma anche nella resistenza alla tentazione delle chiese di identificarsi con le proprie nazioni. E quindi questa spinta di Bonhoeffer a una comunione molto più ampia è passata attraverso anche i suoi viaggi e i suoi periodi di lavoro ministeriale fuori dalla Germania. I viaggi infatti portano Bonhoeffer a passare un periodo di tempo a Roma, dove scopre l'antichità su cui la nostra civiltà europea è fondata, ma scopre anche un cattolicesimo vissuto, scopre della fede all'interno del cattolicesimo, e questo lo apre in senso ecumenico. Poi lavorerà a Barcellona come pastore, lavorerà a Londra, dove si farà anche amici nella chiesa anglicana, amici che lo aiuteranno sia proteggendo delle persone della sua famiglia che fuggono dalla Germania nazista, sia appoggiandolo nella resistenza che lui mette in atto assieme a un certo numero di persone, un complotto contro Hitler per uccidere Hitler. E poi passerà del tempo anche a New York e lì frequenterà le chiese nere, vivendo in queste chiese nere una spiritualità legata ai gospel, legata alla preghiera non rituale, ma a una comunità vissuta molto importante. Tutto questo in qualche modo influenza il suo pensiero, tanto che lui arriva a scrivere, da grande teologo qual è, che noi siamo davanti a una situazione in cui le chiese non saranno più il centro del mondo. Soprattutto parla di un cristianesimo non religioso, e a questo proposito voglio leggere una pagina di una lettera. Dice: il nostro diventare adulti ci conduce a riconoscere in modo più veritiero la nostra condizione davanti a Dio. Dio ci dà a conoscere che dobbiamo vivere come uomini capaci di far fronte alla vita senza Dio. Il Dio che è con noi è il Dio che ci abbandona, e cita qui Marco 15:34, il grido di Gesù sulla croce. Il Dio che ci fa vivere nel mondo senza l'ipotesi di lavoro Dio è il Dio davanti al quale permanentemente stiamo. Davanti e con Dio viviamo senza Dio.
Dio si lascia cacciare fuori dal mondo sulla croce. È impotente e debole nel mondo e appunto solo così egli ci sta al fianco e ci aiuta. E questa riflessione su vivere come se Dio non ci fosse viene dopo un'altra riflessione molto importante sul suo rifiuto di usare Dio come un tappabuchi, sia nell'ambito scientifico, quindi di fronte ai confini dell'universo e ai misteri delle scienze che non riusciamo a spiegare, lui dice il mondo scientifico ha come messo Dio solo ai confini, là dove la ragione umana non riesce a rendere ragione della realtà, e questo è un Dio tappabuchi che serve a rispondere dove risposte noi non ne abbiamo. Ma anche il Dio tappabuchi lui lo vede nella consolazione, si rifiuta per esempio durante i bombardamenti di annunciare Dio come consolazione a chi sta rifugiato come lui sotto un tavolo nella prigione. Perché dice è troppo facile cogliere le persone e invitarle alla fede nel momento della massima disperazione, di stretta, quando non hanno altro aiuto. La fede di Bonhoeffer è una fede forte, che però è molto rispettosa dell'altro, tanto che lui verrà impiccato il 9 aprile del 45 e verrà impiccato per aver partecipato alla congiura contro Hitler, purtroppo una congiura che portò all'arresto di tutti quanti e non alle soluzioni che loro avevano sperato, ma viene ucciso assieme a tutti gli altri perché il regime non voleva lasciare alle spalle dei testimoni scomodi dell'opposizione. In qualche modo Bonhoeffer rappresenta, assieme al circolo di cui ha fatto parte, una resistenza di altro tipo rispetto anche alla Rosa Bianca, e la resistenza dell'aristocrazia tedesca, ma è anche la resistenza di una Chiesa che non si lascia piegare, seppure in minoranza, si chiamerà la Chiesa confessante, porterà avanti l'idea, la confessione nell'unico Dio che è l'unico Signore nel mondo. E poco prima di essere ucciso, il giorno prima, la sera prima, Bonhoeffer celebra un culto, però non vorrebbe celebrarlo perché nel gruppo dei prigionieri con lui c'è anche un socialista russo, e solo quando questa persona dice che anche lui parteciperà volentieri e vuole ascoltare quello che il pastore ha da dire, allora lui celebrerà questo culto partendo dai versetti del giorno. Quindi il suo rispetto anche per le persone che non si riconoscono in una fede, in una fiducia in Dio o comunque nel Dio proposto dalle chiese, è un rispetto molto alto. E al tempo stesso lui ci propone un'immagine di Dio che da un lato è presente accanto a chi soffre e chiede anche nei momenti dell'incertezza, nei momenti dell'insuccesso, di non mollare la presa. Dall'altro è un Dio che protegge. E vorrei concludere con questa frase di una sua poesia: da potenze benigne, meravigliosamente protetti, attendiamo consolati quanto può accadere. Dio con noi alla sera e al mattino e con certezza in ogni nuovo giorno.